Le schermaglie per la verità erano cominciate ben prima, proprio sul terreno dei numeri e dei conti di Palazzo dei Giganti. Da una parte Marco Vullo, presidente della Commissione Bilancio, dall'altra l'assessore al ramo Giovanni Amico. Poi però prevalsero le ragioni di Stato e scoppiò così la tregua, ma evidentemente solo apparente. Ora, dopo l'ufficializzazione dell'uscita dei dimoriani dalla maggioranza che sostiene il sindaco Firetto, è tornato lo scontro, attacchi e contrattacchi. L'assessore al bilancio, sentendosi tirato in ballo nel corso della conferenza stampa, non ha esitato a rispondere, evidenziando la strumentalizzazione e la superficialità politica degli ormai ex alleati. Prima di oggi le misure correttive, questo è il principale terreno di battaglia, afferma Amico, le misure correttive non erano mai state redatte né portate in Consiglio Comunale per la discussione, come già drasticamente rilevato dalla Corte dei Conti. Amico mente sapendo di mentire, lavori piuttosto per salvare il comune dal dissesto, replicano i consiglieri Gerlando Gibilaro, Angelo Vaccarello, Marco Vullo e Giuseppe Picone. Basterebbe leggere l'ultima relazione della Corte dei Conti per rendersi conto come, sottolineano, le misure predisposte dall'ex amministrazione Zambuto avevano fatto uscire il comune di Agrigento dalle criticità e da ente strutturalmente deficitario. Ed ancora i 4 consiglieri di Moriani puntualizzano: l'assessore dà un altro schiaffo alla verità quando attribuisce le responsabilità alla Commissione Bilancio e al Consiglio Comunale. Come poteva l'Aula votare quelle misure definite dai revisori che si rifiutarono di dare il parere obbligatorio come buoni propositi e niente più? Tant'è che lo stesso Amico, il sindaco e gli uffici chiesero di ritirarle. Ecco la verità, evidenzia il gruppo Uniti per la Città, e ancora conclude la nota: siamo in attesa di una loro riproposizione. E intanto, in questa fase piuttosto movimentata dal punto di vista politico della vita di Palazzo dei Giganti, si registra l'intervento dei consiglieri azzurri Giovanni Civiltà, Pasquale Spataro e William Giacalone, i quali fanno sapere che Forza Italia non entrerà nella giunta Firetto. Non c'è stata mai questa volontà, concludono i consiglieri berlusconiani.